Come sapete il sistema nazionale prevede che le regioni abbiano autonomia statutaria e quindi autonomia anche di disciplinare il sistema elettorale regionale. Confermo quello che lei dice, qui in Veneto la previsione normativa regionale prevede una finestra primaverile, quindi adesso non voglio anticipare, non so cosa ne pensi il Presidente, ma credo che ad oggi, poi andrà approfondito, ma ad oggi la possibilità del Veneto di votare in primavera è realistica e che ovviamente questo è rimesso all'autonomia della Regione, qualche cosa presumo che poi passerà attraverso anche confronti con le altre regioni, insomma col sistema nazionale, però le confermo che il sistema autonomo regionale prevede una finestra primaverile in cui se lo vorrà il Presidente, insomma se lo vorrà la Regione Veneto si potrà votare. Quindi potrebbero essere elezioni con uno scacchiere di date diverse a seconda della regione? Ma già adesso lo sono, se lei ha visto le scorse regionali, seppure differenziate di poche settimane, non si è svolto in un'unica, perché le regioni legittimamente, autonomamente decidono la data delle proprie elezioni. C'è stata un'eccezione quando c'è stato il Covid, perché stante la situazione del tutto eccezionale, poi con una legge nazionale, d'accordo col sistema delle regioni, si decise di votare in maniera differenziata e aggregata. Adesso, ricomponendosi il primato dell'autonomia regionale anche su questa materia, quindi si potrebbe votare, secondo me anche, ma non so cosa ne pensino, però io dico si può votare anche in primavera qui. Ultimissima cosa, ne approfitto.